Restituitemi i gioielli di mia mamma e la fede nuziale, sono disposta anche a pagarli. È un appello disperato ai ladri che le sono entrati in casa, quello di una giovane donna di Strana. Inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. L'indipendenza e l'autonomia della magistratura non sono trattabili, ha detto il ministro Nordio, raccogliendo le istanze di procura e tribunali. E il collega di governo Calderoli da Milano annuncia la bozza dell'autonomia differenziata martedì in preconsiglio dei ministri, quindi la tappa in consiglio. Un uomo di quasi 80 anni di Motte di Livenza è stato arrestato dai carabinieri, dovrà scontare una pena detentiva di 16 mesi nella sua abitazione per guida in stato di ebbrezza. Accordo tra sindacati e azienda, all'Electrolux di Susegani i lavoratori hanno donato 170 ore di ferie permesse a una collega per consentirle di assistere la figlia malata. L'ultimo saluto a Patrizio Biglio, il campione di Musano, morto pochi giorni fa per un malore a 48 anni, dolore di un'intera comunità. Sulla bara un pallone della Milan Academy e di cui era un dirigente. Giornata della memoria a Sant'Artemio, oggi sede della provincia, la posa delle pietre d'inciampo dedicate ai pazienti deportati dall'allora ospedale psichiatrico. A Vedelago, festa per il compleanno di nonna Gina Carraro, 105 anni portati con brio e grande saggezza, e il segreto, ci dice, sta nel lavoro e nel caffè, rigorosamente corretto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'appello davvero disperato di una giovane donna che poche sere fa nella sua abitazione è stata visitata dai ladri. Un appello diretto proprio a questi ultimi, proprio ai ladri. Restituitemi i gioielli di mia mamma e la fede nuziale, sono disposta anche a pagarli. Questo il suo messaggio. Almeno di lasciarci la fede nuziale e l'anello di fidanzamento della mia cara mamma. Non chiedo altro. Si chiamava Gabriella. Lei non ha mai fatto del male a nessuno e ci ha insegnato e ci ha cresciuti non facendo del male a nessuno, anzi a essere molto altruisti e generosi nei confronti degli altri. Tanto che sarei disposta a dargli i soldi materiali di questi anelli, basta che me li riportano indietro. Si rivolge direttamente ai ladri che giovedì sera le sono entrati in casa. Elisa Cendron lo fa con la forza e la dignità di una figlia che si è vista portare via i ricordi più cari, quelli di una mamma scomparsa 6 anni fa. C'è un misto di disperazione e rabbia dietro il furto che si è consumato giovedì sera in questa bifamiliare di via Morgano a Istrana. Sono le 18:30 quando il padre Danilo esce dal suo appartamento per recarsi in quello accanto dove accudisce l'anziano genitore. È in questo frangente che dai campi arrivano i delinquenti. Le tracce sono ancora visibili sui gradini del cortile. Io stavo da mio papà che stavo dando da mangiare alla porta di qua, non ho sentito niente e loro sono venuti, intanto io sono andato di là, 2 ore sono stato di là e hanno fatto pulito. I segni del passaggio sono ferite aperte ed è dalla vetrinetta della sala da pranzo che i ladri portano via i gioielli più preziosi, non tanto dal punto di vista materiale. L'hanno presa per mano tutta quanta, fa un po' fastidio andare dentro anche. Hanno portato via anche la fede nuziale. Sì, anche quella sì. Tutti i ricordi di mia moglie. Vabbè. A soqquadro anche il piano superiore, le camere da letto. Non ho coraggio di sistemare e non ho avuto tempo. Continuo a dormire in questa camera sebbene che è tutta rovesciata, così ho tutti gli incubi notturni. Alla fine tutto ciò è stato per un crocifisso che io pensavo non fosse neanche d'oro ma di bigiotteria di mia mamma quando era piccola. Ma la zona non è nuova a raid di questo tipo. 2 mesi fa, poco distante, il cugino Yuri si è trovato a tu per tu con i ladri. Mentre stavo andando a cena da lui, ho aperto la porta, ho visto una persona, pensavo fosse mio padre. E poi quando si è girato, era in passo montagna, ho capito che non era mio padre. E subito dopo ho visto un'altra persona ancora. E quindi niente, ho gridato, loro sono scappati e se ne sono andati, ho chiamato i carabinieri e basta. Intanto qui in via Morgano si spera in un gesto di umanità. Io ora non vorrei indietro i soldi di questo oro, vorrei solo indietro gli affetti di mia mamma. La fede nuziale. La fede nuziale e l'anello di matrimonio, soprattutto di fidanzamento, quello ci terrei molto molto. E a San Biagio di Callalta, a Olmi per la precisione, c'è un'allerta diramata anche dal Comune. Parliamo di finti tecnici della gas che si stanno aggirando casa per casa.
Finti tecnici del gas? Sì, finti tecnici del gas a vario motivo, Enel, gas, Energia, qualsiasi cosa, perdonatemi il nome, perché usano queste modalità, quindi si fingono tecnici di qualche azienda pubblica per poter entrare dentro, poi fare in modo che le persone si allontanino da quello che è il luogo del fatto, o quantomeno si rechino al di fuori dell'abitazione, perché devono controllare che non vi siano pericolosità e successivamente fanno la razzia di quello che può essere all'interno dell'abitazione. Truffatori professionisti in azione che simulano fughe di gas o altri inconvenienti per distrarre i proprietari di casa ed entrare in azione. È questo l'alert che lo stesso comune di San Biagio di Callalta ha diffuso in queste ore. Sono già pervenuto ieri sera, nel tardo pomeriggio, presso la frazione di Olmi. A seguito di quello i carabinieri e anche i vigili urbani sono stati immediatamente allertati, sono rimasti in zona fino a tarda sera in modo tale da monitorare il territorio, e sono state attivate tutte quelle procedure anche di informativa attraverso il servizio di WhatsApp comunale e anche i social. Mobilitato quindi il controllo di vicinato accanto a tutte le forze dell'ordine. Con loro i truffatori avrebbero anche delle sostanze chimiche per ricreare l'odore caratteristico delle fughe di gas, da qui l'appello del sindaco. E se vi sono persone che si presentano a nome per contro o per conto, fate sempre una verifica, facciamo fare una verifica, una telefonata ai carabinieri piuttosto che in comune, ma anche ai vigili urbani, in modo tale da poter avere conferma che chi si presenta presso le abitazioni sia una persona che possa presentarsi e non sia un truffatore o un ladro. Da qui la richiesta diffusa inevitabilmente di sicurezza e di giustizia, perché poi alla fine tutto arriva nei tribunali. Tutti spunti che sono stati affrontati oggi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, presente il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio, protagonista, come sapete, della settimana politica. Facciamo il punto. È assolutamente impensabile che io possa anche solo immaginare un vulnus alla indipendenza e all'autonomia della magistratura, che per me sono un elemento sacrale. Sgombra il campo dalle polemiche che negli ultimi giorni hanno caratterizzato la giustizia italiana. Il ministro Carlo Nordio, nella sua prima inaugurazione dell'anno giudiziario da guardasigilli, proprio in quel tribunale che l'ha visto al lavoro come PM per 40 anni. Naturalmente noi proporremo delle riforme, perché fa parte del nostro programma che ci è stato affidato dai cittadini con le elezioni, ma contiamo di farlo, come ho detto davanti al signor Presidente della Repubblica, con il contributo e con l'aiuto dell'Accademia, della magistratura e dell'avvocatura. Ma ci sono delle contraddizioni che devono essere risolte, prosegue il ministro, riferendosi al codice penale del 1930 firmato da Mussolini e a quello di procedura penale firmato da Giuliano Vassalli, eroe della Resistenza, modificato e demolito più volte anche dalla Corte Costituzionale. Questi due pilastri della giustizia penale vanno armonizzati tra di loro nell'ambito ovviamente del quadro costituzionale. Nel suo intervento in aula il ministro procede a braccio, accogliendo l'accorata richiesta del presidente della Corte d'Appello Citterio circa la situazione di drammatica carenza di personale, specie amministrativo, nei tribunali del Veneto, ed assicura il suo impegno per risolvere dal punto di vista normativo e pratico il problema. Venezia poi non è l'unica. La mia Treviso, che oggi è qui degnamente rappresentata dal mio collega, è una sofferenza per certi aspetti ancora maggiore. Mi si dice che le denunce alla Procura della Repubblica vengono raccolte con grandissime difficoltà e qualche volta addirittura vengono rinviate per un tempo intollerabile. Intanto lunedì verrà presentato alla presenza del Presidente della Repubblica il progetto di giustizia di prossimità che consentirà a 7.000 uffici periferici di costruire un anello di congiunzione tra cittadini e varie amministrazioni, compresa la giustizia. E c'è poi la cronaca giudiziaria con l'interrogatorio di garanzia di questa mattina con protagonista Mauro Cazzaro, titolare del gruppo edile che ha realizzato il bosco verticale in Restera a Treviso, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di riposo di Santa Maria di Sala.
Così come l'ex sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, anche il costruttore di 3 baseleghe Mauro Cazzaro ha scelto questa mattina di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari davanti al quale è comparso per l'interrogatorio di garanzia. Comprensibile la linea scelta dai difensori degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti per la costruzione della casa di riposo di Santa Maria di Sala. Troppo poco il tempo per leggere le migliaia di pagine relative all'indagine condotta dalla Procura di Venezia. Più prudente è rimanere in silenzio e studiare gli incartamenti e le contestazioni che contengono rispetto a ciascuno dei 6 arrestati. Cazzaro, difeso dall'avvocato trevigiano Umberto Saracco, si trova attualmente agli arresti domiciliari. Solo nelle prossime ore si conosceranno eventuali modifiche della misura cautelare a suo carico. Prima abbiamo parlato della riforma della giustizia annunciata dal Trevigiano Nordio e poi c'è la riforma delle riforme, l'autonomia che martedì va in preconsiglio dei ministri e poi ragionevolmente andrà in consiglio dei ministri. Così il ministro per l'autonomia e gli affari regionali Roberto Calderoli a Milano: non me ne frega niente delle regionali perché l'autonomia va al di là delle elezioni, ha aggiunto Calderoli rispondendo a chi chiedeva se l'autonomia arriverà prima delle regionali. Tanto Attilio Fontana stravincerà lo stesso in Lombardia, ha concluso con i concorrenti che ha. Questa quindi la battuta pronunciata poche ore fa da Roberto Calderoli a Milano. All'Electrolux di Susegana adesso, perché i lavoratori hanno donato, pensate, 170 ore tra ferie e permessi per consentire a una collega di assistere la figlia malata. Alla Electrolux di Susegana abbiamo assistito in questi ultimi giorni a una vera e propria gara di solidarietà tra colleghi che hanno deciso di donare delle ore appartenenti ai propri istituti di ferie e permessi per una collega che si è trovata in una situazione di estremo bisogno, e in poche ore sono state raccolte ore di ferie pari a coprire intanto il mese di febbraio. La gara di solidarietà ancora non è terminata perché la raccolta sta continuando. Questo è stato possibile grazie a un accordo siglato tra l'azienda, le RSU e le organizzazioni FIM, FIOM e UILM. Questo ovviamente dimostra come gli accordi siano estremamente importanti, perché in questi casi di bisogno e di difficoltà si estendono delle tutele, ma in questo caso si è dimostrato come i colleghi di Electrolux si siano stretti attorno a questa vicenda e abbiano dimostrato come il destino comune ci renda più forti insieme. La cronaca: pauroso incidente poco prima dell'alba di oggi in Viale della Repubblica, siamo nel comune di Villorba, all'altezza del supermercato Famila. La Renault Twingo, condotta da un 22enne di Spresiano, uscita di strada schiantandosi contro un albero. Per il ragazzo alla guida si temeva il peggio, invece ha riportato solo traumi di media gravità, un malore, un colpo di sonno all'origine dell'incidente. Entrambi positivi all'alcol test invece i conducenti coinvolti in un incidente verso mezzanotte e mezza a Treviso in via Sant'Elena, a scontrarsi la Fiat Tipo di una 57enne di Povegliano e una 500 condotta da una ragazza 26enne di Castelfranco Veneto. Il primo aveva un tasso di alcol nel sangue di 1,10 grammi per litro, mentre la seconda di 0,51 grammi per litro. Per entrambi quindi il ritiro immediato della patente, ma per l'uomo scatterà anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. E un uomo di quasi 79 anni di Motta di Livenza è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso. Dovrà scontare una pena detentiva di 16 mesi nella sua abitazione. Il reato al quale si riferisce la condanna diventata esecutiva è la violazione dell'articolo 186 del Codice della Strada, cioè l'aver condotto un veicolo in stato di ebbrezza. Voltiamo pagina e andiamo a Musano di Trevignano per l'ultimo saluto al campione dirigente sportivo Patrizio Biglio. C'era tutta la Milan Academy e una comunità ancora sotto shock. Tenacia e costanza che hanno sviluppato il suo carattere nel campo da gioco, ma che sono poi diventate utili anche per la sua vita di tutti i giorni. E ancora, una predisposizione al sorriso, forse innata, forse naturale, forse facile per Patrizio, una bontà d'animo.
Una vita sempre giocata con il sorriso sulle labbra, dentro e fuori il campo da calcio, quella di Patrizio Biglio, morto pochi giorni fa per un malore durante una partita di padel con gli amici. Nato a Treviso 48 anni fa, Biglio era cresciuto calcisticamente nella Fulgor Trevignano e nelle giovanili del Montebelluna, per poi essere notato dal Milan, quindi la militanza alla Ravenna, all'Hellas Verona in Serie B e ancora la Ternana, il Monza, l'Ancona, tante l'esperienza all'estero, l'ultima come dirigente dell'Academy del Milan in Kuwait. In tanti, amici, compagni di una vita, di ieri e di oggi, tra questi mister Claudio Zola, lo hanno voluto salutare per l'ultima volta, ricordando quella che era la sua caratteristica principale. Così l'ha coniata. Sempre sorridente, sempre pronto a scherzare, innamorato della vita. Il combattente che riusciva a trovare visibilità anche dove non ce n'era. L'ago della bilancia, apprezzato da tutti. Sulla bara in legno chiaro il pallone della Milan Academy con le firme di amici e colleghi e la scritta "Sei stato, sei, sarai sempre parte della nostra famiglia", pallone che alla fine della cerimonia è stato affidato alla moglie Cristiana e alla figlia Siria. E quello di Musano è stato un abbraccio corale a tutti i suoi familiari, soprattutto al papà Daniele e alla madre Maria Augusta, che sul sagrato della chiesa ha ringraziato tutti per il sostegno di questi giorni. Sit-in di protesta questa mattina davanti alla caserma della Polizia Municipale di via Castello d'Amore di alcuni esponenti di Coalizione Civica per Treviso. I manifestanti hanno contestato lo spostamento in caserma degli uffici casa del Comune, giudicando discriminatorie le regole stabilite per accedere alla graduatoria di assegnazione degli alloggi popolari. Ma ci racconta tutto Lucio Zanato. Sit-in questa mattina davanti alla caserma della Polizia Municipale di Treviso di alcuni attivisti di Coalizione Civica per contestare il trasferimento dell'ufficio casa all'interno del comando, dopo il clima incandescente tra minacce al personale e contestazioni sulla graduatoria di assegnazione poi ritirata dal Comune. È una scelta che noi non condividiamo perché ci pare che questa sorta di pseudo-militarizzazione di un servizio sociale non risponda alle esigenze dei cittadini. Gli addetti dell'assessorato hanno assolutamente tutelati con una presenza adeguata di personale negli uffici, non necessariamente secondo noi trasferendo gli uffici alla polizia, alla sede della polizia locale. Contestate anche le specifiche della nuova graduatoria. Perché con la questione delle anzianità di residenza, in un comune, o con la questione che solo i residenti nel comune di Treviso possono ottenere l'aiuto da parte dell'ATER nella formulazione della richiesta, si creano solamente delle discriminazioni che non servono assolutamente a nulla. In un momento dove l'emergenza abitativa cresce nei numeri. Si parla già di arrivare a 800 richieste contro le 600 dello stesso bando nel 2019. Perché? Perché l'emergenza casa in città è adesso. Per i manifestanti una soluzione all'emergenza case sarebbe immediatamente applicabile. In questo momento i 6-7 mila alloggi popolari che ci sono in Veneto, inutilizzabili perché hanno bisogno di interventi, potrebbero coprire sostanzialmente le liste di attesa. Sappiamo bene che la Regione Veneto ha comunque un bilancio di miliardi, sappiamo che con un solo miliardo si potrebbero ristrutturare un numero enorme di alloggi popolari, quindi il problema è solo tra virgolette, una scelta di investimenti della Regione, destinare alle ATER i fondi necessari per queste ristrutturazioni. Domenica ecologica domani a Treviso, stop alla circolazione all'interno delle mura cittadine dalle 9 alle 18, obiettivo ridurre l'inquinamento legato al gas di scarico delle auto. La sosta per l'ingresso in città è come sempre consigliata nei parcheggi intorno alla cinta muraria. Attenzione anche alle deroghe per i veicoli meno elettrici o a gas, quelli di portatori di handicap, mezzi di soccorso e così via. Il Comune annuncia che sarà domenica ecologica anche la successiva, quella del 5 febbraio, così come il 5 marzo. Stop alle auto anche il 10 di aprile quando è prevista la giornata ecologica. Giorno della memoria, continuano le commemorazioni nella Marca, oggi al Sant'Artemio di Treviso, sede della provincia, la posa di 4 nuove pietre d'inciampo. Un camion che portava stampata la svastica si fermò proprio lì, all'entrata del padiglione. Grande la commozione al Sant'Artemio a Treviso per la posa delle pietre d'inciampo di 4 cittadini trevigiani ospitati all'ex ospedale psichiatrico. Grazie Presidente.
Elena Gutmann, Ruggero Polacco, Salvatore Segre e Ruth Schlesinger, i deportati e internati nei lager nazisti, le cui pietre d'inciampo ricorderanno sempre anche la loro tragica vicenda, grazie alla preziosa ricerca storiografica durata 2 anni di Istresco, Istituto per la Storia della Resistenza della Marca Trevigiana. È un risultato importante per la memoria dei trevigiani assieme a tutto quello che abbiamo portato alla luce del campo di concentramento di Monigo. La cerimonia in memoria delle vittime della Shoah alla presenza dei familiari con le istituzioni cittadine. La cosa che dispiace è che oggi, mentre celebriamo queste 4 pietre d'inciampo e ieri la giornata della memoria, in Ucraina piovono bombe con morti civili, militari, quindi è evidente che l'umanità ancora non ha capito come vivere in pace. Ricordo il momento in cui ho incontrato la senatrice Segre a Bruxelles, in occasione credo del 75esimo. Ero in Commissione europea e l'avevano chiamata. L'impegno era quello di rendere memorabile la giornata della memoria in provincia di Treviso. Non tutte le vicende sono conosciute, anche di queste persone per cui oggi sono state poste le pietre d'inciampo, di alcune la fine è rimasta appunto sconosciuta, anche se si immagina quale sia stata. Se ne sono perse le tracce una volta portate via dall'ospedale di Sant'Artemio. Sulle note della maestra fisarmonicista Irene Squizzato, la commozione diventa canto e lacrime al ricordo della musica che nei campi di concentramento accompagnava le file degli ebrei che andavano anche nei forni. Protagonisti di questa mattinata al Sant'Artemio anche tanti studenti della Marca. La giornata di oggi è stata una giornata particolarmente importante. E devo dire la presenza delle scuole e dei giovani ha dato un segno veramente importante alle istituzioni, alle autorità oggi qui presenti, e naturalmente abbiamo portato noi, come dicevo questa mattina, un segno di presenza e il fatto che i giovani contino anche in giornate come queste, che come ricordo della memoria che va fatta tutti i giorni, non solo oggi. È stato molto emozionante perché comunque sentire che non tanto tempo fa sono successe queste cose mi ha davvero fatto riflettere su quanto sia importante ricordare questi momenti per non ripetere più gli stessi errori, perché come hanno detto anche in sala stanno succedendo atti di guerra anche in questo momento. Sicuramente le pietre sono quasi un simbolo indimenticabile da ricordare, e appunto queste giornate servono molto. Qualche istante di pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per andare alla festa del radicchio di Dosson, dove domani pomeriggio ci sarà una serie di incontri informativi legati al diabete. Facendo delle visite nell'ambito lavorativo si sono accorti che avevo qualche problemino e da lì è partito tutto il sistema diabete che mi ha condizionato la mia vita. È una malattia subdola il diabete, perché solo quando diventa grave esce allo scoperto. Una patologia, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, in costante crescita in tutta Italia, senza una vera e propria distinzione di età. Per questo molti potrebbero essere affetti, ma non saperlo, con il rischio di peggiorare una situazione comunque difficile. Abbiamo avuto dei momenti molto, molto duri, molto di crisi, in cui grazie alla mia famiglia siamo riusciti a superarli. Un percorso di consapevolezza che Sergio ha condiviso con altri diabetici, partendo dagli alpini del gruppo Città di Treviso e formando una squadra ciclistica, perché lo sport è una delle attività essenziali per gestire la malattia. L'altra è lo scambio di esperienze fatto di incontri informativi come quello di domani pomeriggio a Dosson, negli spazi della festa del radicchio. Qui si parlerà di aspetti medici ma anche amministrativi, perché ad esempio molti non sanno che il diabete va comunicato alle autorità appena la sospensione della patente. Ma si parlerà soprattutto di come affrontare la malattia attraverso il movimento fisico. Racconteremo l'esperienza fatta con Sergio, diremo quali strade sono possibili per poter vivere al meglio una condizione come quella del diabete.
Noi quello che possiamo dare dalla nostra esperienza sono dei consigli di come lavorare sul quotidiano. Lo sport è uno strumento fondamentale per mantenere un livello di salute, di benessere, è uno strumento per controllare il diabete e per scoprire nuove vie attraverso cui convivere col diabete. E adesso con la nostra Anna Maria Parisi andiamo a Vedelago per un compleanno davvero speciale, i 105 anni di nonna Gina Carraro. Quanti sono gli anni, Gina? 105. Eccola nonna Gina Carraro di Vedelago, radiosa e felice con le dita V in segno di vittoria. Il suo elisir di eterna giovinezza? Lavorare, lavorare e lavorare. 105 anni, compleanno circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, i 3 figli, Bruna, Silvano e Giuseppe, perché il quarto, Riccardo, è venuto a mancare nel 2011. E poi c'è il genero, Alfredo Gabin, con i cugini, le cognate, i nipoti e pronipoti. E i nipoti 8 e pronipoti 9. Una vita dura, la sua racconta, e trascorsa infatti all'insegna del lavoro, oggi quello di casa. Ma dopo mi passa da Dio. La figlia la controlla? Sì. Sulla scia di quello di ieri, già da bimba, tra i campi e ad accudire gli animali della stalla. Ho dovuto abituarmi, dargli da mangiare, muoverle che vai a bere, insomma lavorare in stalla come quando chi poteva, l'ori faceva ori, i doveci. Come regalo per i suoi 105 anni vorrebbe che la guerra in Ucraina terminasse, ricordando quando, sposina a 20 anni e a 6 mesi dal sì, il marito Vittorio partì con l'armata italiana in Russia sul Medio Don. Mi ho dato disperso e mi ha dato anche la pensione, un anno la pensione di morte. Venne dichiarato disperso e poi a sorpresa, dopo anni, tornò a casa. Senza piedi, mesi piedi. Congelati dalla Russia. Nonna Gina, dopo aver contratto il Covid a dicembre scorso, continua a togliersi piccoli sfizi, talvolta un bicchiere di vino rigorosamente rosso, con l'immancabile caffè con la lacrima di grappa alla prugna. Un goccetto giusto ecco. Immancabile da anni per il compleanno alla presenza del sindaco con il vice sindaco. È sempre un piacere sentire i racconti, vedere una famiglia tra l'altro unita e quindi bellissimo, è un momento davvero di gioia. Tanti auguri quindi a nonna Gina anche da parte di tutta la redazione di Antenna 3, c'è stato riferito che ci guarda ogni sera, quindi tanti cari auguri. Adesso a San Pietro di Feletto per la presentazione dell'edizione 2023 dei Carnevali di Marca. Si riparte con l'edizione 2023 dai numeri veramente grandi. 90 tra carri allegorici e gruppi mascherati, 8.500 figuranti, 21 sfilate e almeno 250.000 spettatori attesi in tutta la provincia. Con il sostegno di Regione, Comuni, Pro Loco ritorna finalmente in versione pre-pandemia la rassegna Carnevali di Marca, che coinvolge associazioni, scuole, parrocchie. Dopo 2 anni di pausa forzata riprendiamo con il Carnevale, con un'edizione corposa, con addirittura 28 eventi programmati in calendario tra sfilate e appuntamenti per i bambini e le famiglie. Ripartiamo con le sfilate, ma non dimentichiamo gli eventi per bambini. Quindi nei weekend che ci porteranno dritti fino a martedì grasso avremo anche 6-7 eventi per famiglie e bambini che coinvolgeranno alcuni dei comuni che hanno dato adesione. Partiamo domenica con Pieve del Grappa e poi corriamo fino alle grandi sfilate, ai grassi weekend di Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso. I primi carri già domenica scorsa a Tarso, domani si entra nel vivo, molte le conferme con un paio di novità. L'ingresso nel circuito della sfilata di Sant'Angelo di Treviso e il debutto di un evento per famiglie a Breda di Piave. Non mancherà la solidarietà con parte del ricavato della lotteria che andrà a 3 gruppi impegnati nel sociale. Vi aspettiamo per questo fine settimana con 4 appuntamenti, questa sera a Nervesa della Battaglia, per poi anche domani Pieve del Grappa, a Susegana e a Carbonera. E noi adesso andiamo a Belluno.
In apertura un brutto episodio di inciviltà in centro storico a Belluno, autisti litigano e la gente che cerca di mettere pace ne fa le spese. Aggredito un agente della polizia locale in Piazza dei Martiri a Belluno ieri sera verso le 20. L'evento si è verificato durante l'attività di controllo e di prevenzione contro le soste abusive nel centro storico della città. Un episodio gravissimo, ha detto il sindaco Oscar De Pellegrini, accaduto in centro storico, in orario serale e ai danni di un agente impegnato a far rispettare le regole e assicurare la sicurezza a tutti noi cittadini. L'aggressione a un operatore di polizia locale ben rappresenta i rischi che corriamo durante l'espletamento dei servizi di vigilanza sul territorio. Ciononostante questi servizi continueranno e la nostra attività non cesserà dietro a questi, a causa di questi fatti. Durante l'attività di pattugliamento l'agente era intervenuto per calmare la discussione tra il conducente di un veicolo e i passeggeri di un altro. Uno di loro si è scagliato contro l'agente, aggredendolo prima verbalmente e poi fisicamente, rendendo necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso. La prognosi è di 5 giorni. Il soggetto responsabile dell'aggressione è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il caso Safilo, il Partito Democratico del Veneto presenterà la settimana prossima un'interrogazione urgente in Parlamento chiedendo al governo cosa intende fare per affrontare la proprietà di Safilo, che ha annunciato di voler dismettere lo stabilimento produttivo di Longarone e licenziare quasi 500 persone. In ballo viene sottolineato, delineando scenari futuri davvero preoccupanti, non c'è solo il futuro dei 474 lavoratori dello stabilimento di Longarone e delle loro famiglie, ma c'è anche un modello di sviluppo che fa sì che se dovessimo perdere lo stabilimento di Longarone, il prossimo passo sarebbe la chiusura dello stabilimento di Santa Maria di Sala nel Veneziano, quindi un pericolosissimo effetto domino, così denuncia il Partito Democratico, che per l'appunto la prossima settimana presenterà un'interrogazione urgente in Parlamento. Ritorniamo a Belluno città per i temi amministrativi con la Giunta De Pellegrin, che ha anticipato i contenuti del bilancio 2023 e del documento unico di programmazione. Obiettivo: non tagliare ma soprattutto far quadrare i conti. Pochi soldi da spendere e da amministrare bene. Questa è la linea del Comune di Belluno, che assicura di aver tutelato il sociale, e questo nonostante dalle opposizioni si rimarchino per esempio i rincari di mense scolastiche, assistenza domiciliare e rette della casa di riposo. Se parliamo del bilancio, bisogna attenersi al bilancio, il bilancio non ha aumentato nulla. Quelle sono state all'inizio del nostro mandato, insieme comunque ai capigruppi, alla maggioranza e all'opposizione, deciso di, come le rette della casa di riposo e poche altre cose, di cercare, e anche il discorso delle mense è stato più che altro un adeguamento all'Istat, quindi questo credo sia dovuto. C'è poi la spada di Damocle dei costi energetici, visto che i 3.757.000 kW consumati nel 2021 ad un costo di 0,29 comportarono un esborso di 1.116.000 euro, mentre nel 2022, pur riducendo i consumi con il quasi raddoppio dei costi, hanno portato a una spesa di 1.900.000 euro, mentre nel 2023, con la prevista diminuzione del prezzo, il risparmio dovrebbe essere di circa 350.000 euro. E così il metano per il riscaldamento, con una spesa passata dai 365.000 euro del 2021 agli 829.000 del 2022, per scendere, si spera, a 790.000 nell'anno in corso. È chiaro che se noi avessimo avuto tutti i 6.500 punti luce oggi a LED, avremmo risparmiato il 50% di energia, solo su quello, minimo, il 50%. Se avessimo fatto, come ha fatto Vittorio Veneto e altri comuni, decine di metri quadri di fotovoltaico, avremo delle entrate diverse, fatti negli anni in cui venivano pagate anche dalle società energetiche. Si lavora sui bandi, sui cofinanziamenti, su partnership anche all'estero, ma viene sottolineato come caro energia, inflazione a 2 cifre e il rincaro dei materiali renda tutto davvero difficile. La politica con le primarie del Partito Democratico. Oggi a Belluno è stato presentato il gruppo che sosterrà la candidatura di Stefano Bonaccini.
Si scaldano i motori congressuali in vista dell'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico. 4 le candidature in campo. Oggi a Belluno è stato presentato il comitato che in provincia sosterrà Stefano Bonaccini. A capitanarlo Roger De Menec, già segretario regionale del partito e poi coordinatore dei parlamentari veneti del PD. Il centrosinistra e il Partito Democratico ha queste due solidità e ha la capacità di trasformare in buon governo le cose che dice. Ecco, questa è una delle caratteristiche della candidatura di Bonaccini, poi è una candidatura che per noi insomma sarà fondamentale, perché al centro di questa candidatura ci saranno anche e soprattutto, cosa che lui fa, come dicevo, praticamente in Emilia-Romagna, le grandi tematiche delle aree interne, delle zone di montagna, dello sviluppo complessivo della nostra regione, anche dentro i grandi temi delle riforme di oggi, no? Dalle riforme sull'autonomia alla capacità di riorganizzare il servizio pubblico anche nelle zone più interne del paese. Una squadra che si vuole ampia, autorevole e rispettosa dei valori storici della sinistra progressista e in cui le donne dovranno avere ruoli e responsabilità. E sono convinta che la questione femminista non si risolva mettendo una donna alla guida del Partito Democratico. Non sto mettendo in discussione le competenze e le capacità delle due candidate, Paola De Micheli e Elly Schlein, ma sono convinta che l'unica candidatura che in questo momento riesca a dare inclusività, riformismo e a ricostruire il Partito Democratico sia quella di Stefano Bonaccini. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione, non ho particolari aggiornamenti da darvi. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon sabato sera. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Grazie all'alta pressione la giornata di domenica 29 gennaio sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, il tempo sarà stabile e ben soleggiato, con aria tersa ed ottima visibilità. Il cielo infatti si presenterà limpido, venti a tratti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Temperature minime sotto zero ovunque, 1 grado a Venezia, massime invece tra 4 e 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con cielo in prevalenza sereno e sarà piuttosto freddo al mattino. Sulla costa e sulle zone orientali della regione soffierà bora moderata. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso per il transito di nubi alte nel pomeriggio. Temperature minime sui -3, -4 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.